Bentrovati, la Personal Time ha battuto 3-1 la Monge Sanigliano al Palabarbazza, Personal Time che così ha risposto alle vittorie di Belluno e Acquiterme. Ora in classifica Personal Time 37 insieme a Belluno e Acquiterme 35. Il primo posto si decide praticamente l'ultima giornata di campionato con la Personal Time che giocherà sul campo del CUS Cagliari. Partita bella al Palabarbazza, chiuso 3-1, 25-18, 25-23, 29-31, un incredibile terzo set e 25-18 l'ultimo parziale. 35 punti di San Stefano Giannoti da Padova, come direbbe il telecronista Enrico Bellese. E ora per il primo posto al termine della regular season, che chiaramente dà dei vantaggi in quelle che sono le partite dei playoff, si giocherà tutto quanto l'ultima giornata con la Personal Time che andrà sul campo di CUS Cagliari. È una partita che bisogna vincere, poi bisogna attendere i risultati che arrivano dagli altri campi. Bye bye.